Salve a tutti, vediamo ora come si risolvono le equazioni binomie e le equazioni trinomie. Questi sono due esempi di equazioni binomie, abbiamo due termini, uno è una potenza di x e uno è una costante. Si risolvono in modo molto semplice, isolando la potenza di x, come se fosse quasi un'equazione di primo grado. Insomma, dobbiamo isolare qui x alla terza. Allora questo più 24 lo portiamo dall'altra parte e diventa un meno 24. 3x alla terza è uguale a meno 24. Adesso dividiamo con 3. 3x alla terza diviso 3 è x alla terza. Meno 24 diviso 3 è meno 8. E adesso abbiamo x alla terza è meno 8. X quanto è? La radice terza, la radice cubica di meno 8, che è meno 2. Visto che un indice dispari, 3, qui insomma 3 è un esponente dispari, qua abbiamo una soluzione reale. Non abbiamo il più 2, perché 2 alla terza fa più 8. E comunque possiamo anche avere sotto una radice dispari, possiamo anche avere un numero negativo. Risolviamo in modo simile questa, portiamo il 162 dall'altra parte, 2x alla quarta è uguale a 162, adesso dividiamo con 2, qui abbiamo x alla quarta uguale, quanto è 162 diviso 2? 160 diviso 2 più 2 diviso 2, 81. Ok, x, quale numero alla quarta mi dà 81? La radice quarta di 81, quanto è? È 3. 3 alla quarta fa 81. Comunque, essendo 4 un esponente pari, abbiamo più o meno 3. Abbiamo due soluzioni reali. Anche meno 3, tutto alla quarta, mi dà 81. Qui abbiamo due soluzioni reali. Adesso passiamo alle equazioni trinomie. 8x alla sesta meno 9x alla terza più 1 è uguale a 0. Quindi queste equazioni trinomie hanno tre termini, uno è una costante, poi qui abbiamo nelle equazioni trinomie è sempre così che questo esponente è il doppio di questo. E perché? Ci è utile perché noi possiamo scrivere quel x alla sesta come x alla terza tutto al quadrato e viene x alla sesta meno 9x alla terza più 1 uguale a 0. E perché? Perché x alla terza compare qui, quindi noi introduciamo una nuova variabile, diciamo t, o comunque una qualsiasi altra lettera ci può andare bene, t che è uguale a x alla terza. Così noi possiamo riscrivere l'equazione usando t. Abbiamo 8t al quadrato meno 9t più 1 uguale a 0. E adesso questa è un'equazione di secondo grado, possiamo risolvere con la formula t 1, 2 è uguale meno b, meno 9 più 9. Più o meno radice quadrata b al quadrato, meno 9 tutto al quadrato è 81, meno 4ac, meno 4 per 8 per 1, meno 4 per 8 è meno 32, fratto 2a, 2 per 8 fa 16. 9 più o meno radice di, allora 81 meno 32 fa 49 fratto 16 è uguale 9 più o meno radice 49 è 7 fratto 16. Adesso distinguiamo x, qui abbiamo la lettera t, t1 e t2. Diciamo che per t1 scegliamo il meno, 9 meno 7 fa 2 fratto 16, 9 più 7 fa 16 fratto 16.
Allora, 2 sedicesimi dividiamo sopra e sotto con 2 e otteniamo un ottavo. Qua 16 diviso 16 fa 1, però non abbiamo finito, perché se noi abbiamo ottenuto t, noi dobbiamo ottenere x. Allora, x alla terza è t, quindi noi possiamo scrivere x alla terza è uguale un valore di t, un ottavo. E possiamo anche scrivere un'altra equazione, x alla terza è uguale 1, perché x alla terza è uguale t. Adesso x alla terza è uguale un ottavo mi dà come soluzione x è uguale un mezzo, perché un mezzo alla terza mi dà un ottavo, solo uno, non più o meno, perché 3 è indice dispari. Qua sì, un esponente dispari, x alla terza è uguale a 1, x uguale a 1, non meno 1, perché meno 1 alla terza mi darebbe meno 1. E abbiamo trovato due soluzioni di questa, sono le soluzioni reali. Adesso vediamo ancora un'ultima equazione trinomia che prende il nome di equazione biquadratica. Si chiamano così quelle equazioni trinomie che hanno la quarta e la seconda potenza di x. X alla quarta meno 2x al quadrato meno 8 è uguale a 0. Sempre come prima, x alla quarta è x al quadrato meno 2x al quadrato meno 8 uguale a 0 e poniamo t che è uguale x al quadrato. Qui abbiamo t al quadrato meno 2t meno 8 uguale a 0. Usiamo la formula t1, 2 uguale meno b, meno meno 2, 2, più o meno radice di b al quadrato, qui viene 4, meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 8, meno per meno mi dà più, 4 per 8 è 32, fratto 2a, 2 per 1 fa 2, 2 più o meno radice di 4 più 32 fa 36, fratto 2, radice di 36 è 6, 2 più o meno 6 fratto 2, qui abbiamo t1, qui abbiamo t2, allora usiamo qua il meno, 2 meno 6 fa meno 4, meno 4 fratto 2, qui abbiamo 2 più 6 fa 8 fratto 2, qui abbiamo meno 2 e qui abbiamo 8 diviso 2 fa 4. Ricordiamo che x al quadrato è t, quindi abbiamo x al quadrato è meno 2 e l'altra equazione x al quadrato è 4. Allora, x al quadrato è meno 2 non ha soluzioni sui numeri reali, perché il quadrato di un numero reale è sempre positivo, non potrà essere meno 2, quindi questo non ha soluzioni. X al quadrato uguale a 4 mi dà come soluzione x più o meno 2, quindi le soluzioni sono solo questa in questo caso. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.